di individuare negli ambiti territoriali sociali, gli ATS, i soggetti attuatori delle politiche sociali. Oggi il legislatore nazionale invece, e abbiamo visto con la missione 5 del PNRR, individua i comuni, gli ATS come soggetti attuatori. Il progetto di legge sarà presentato nel 2023, ma già dall'inizio dell'anno l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarini ha avviato una serie di incontri con le conferenze dei sindaci territoriali per delineare il futuro del settore sociale, oggi in capo in parte alle ULSS, ma che con la nuova legge passerà interamente sotto la competenza degli ambiti territoriali sociali, cioè a gruppi di comuni. Nella Sala Bianchi, chiusa alla stampa, si sono riuniti i sindaci e i rappresentanti dei comuni del territorio dell'ULSS 1, che hanno potuto confrontarsi sui termini della legge che prevede un cambio di passo radicale. Stiamo costruendo una legge di riforma generale che dia personalità giuridica agli ATS e quindi gli permetta poi di avere queste funzioni e di svolgerle nel miglior modo possibile. Le criticità non mancano e naturalmente riguardano la questione del personale che dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Oggi non c'è personale preparato con competenze e quindi c'è scarsità di personale in generale, quindi la necessità anche di fare dei percorsi di arruolamento ma anche di sostegno rispetto alla formazione del personale, ma su questo insomma anche la Regione Veneto c'è.